Riscoprire la bellezza del presepe all'interno di ogni singola persona ti dà quel senso di pace, di sollievo per affrontare poi un nuovo anno con tutte le difficoltà che uno può incontrare. L'Epifania tutte le feste le porta via, ma i presepi rimangono ancora un po', almeno a Roncade. Fino al 22 gennaio infatti sarà possibile visitare nell'antica chiesa di San Cipriano la grande mostra dedicata ai presepi, più di 70 piccole opere d'arte provenienti da tutta Italia e dal mondo. Le andiamo a ritirare nei posti dove vivono gli autori, quindi siamo stati a Barletta, siamo stati a Palermo, siamo stati a Ramacca, Catania, siamo stati a Monteprandone, Ascoli Piceno, un piccolo quartiere, un piccolo borgo vicino a San Benedetto del Tronto. Mani sapienti, quelle degli artisti artigiani che hanno confezionato le miniature, tessuto, legno, vetro e ceramica, ad ognuno la sua tecnica, ma soprattutto il suo messaggio. Dopo 2 anni di pandemia, uno di questi 12 stupendi presepi rappresenta proprio il periodo grigio della pandemia. Un altro magari rappresenta qualcosa di passato, ma che comunque è sempre all'interno di noi vivo nel ricordo e rappresenta un po' l'Olocausto, quindi è riferito ad Auschwitz.